Ragazzi, ho appena scartato la maglia e ora ve la mostrerò subito. Mi è arrivata, allora c'è da dire, mi è arrivata subito prima di domani, mi doveva arrivare martedì questa maglietta, mi è arrivata lunedì. Hanno fatto un grandissimo lavoro con i ragazzi di K, di Piacenza se non sbaglio, è stata presa da Piacenza questa maglia e ve la faccio vedere subito, poi vi faccio il confronto con quell'altra maglia che ce l'ho lì, anzi la prendiamo subito, la maglia della vecchia stagione, e vi faccio subito vedere le grandi differenze che ci sono rispetto alla scorsa stagione. Devo dire una cosa però, forse la maglietta della scorsa stagione, la Skill, mi piaceva di più. Ok, fotocamera, eccola qui signori miei, la nuova Combat Skill Pro 2019-2020. Questo via, qui c'è il cartellino, come potete vedere, è una XL, vedete? XL uomo, eccolo qui. Hydro Skin Fit praticamente signori è come quella lì dell'anno scorso, aderente. Ok, grande novità è questa qui, questa e questa. Come possiamo vedere, questa è la maglia dell'anno scorso, va via la scritta rossa e la scritta blu qui. La scritta di MSC rimane in bianco, solo che mi sembra un pochino più grande. Poi la scritta Lete, qui hanno fatto una grandissima cagata secondo me. Allora, vedete qui è bianca, cosa ci voleva da questo a questo? Bastava invertire questi due colori, la scritta la facevi rossa, il bordo esterno lo facevi rosso e questo lo facevi bianco. Secondo me meritava. Lo stemma, ritorna lo stemma grande come 2 anni fa se non erro, è parecchio più grande, vediamo se lo riesco a sovrapporre, si può vedere già la differenza di grandezza, eccolo qui come potete vedere. Poi logo K come la scorsa stagione, che poi viene ripetuto sulle magliette. Il bordo manica è diventato blu e bianco. Il colletto, non abbiamo più un colletto con la chiusura fatta a polo, preferivo questo qui, devo dire la verità, rispetto a questo qui. E poi c'è lo stemma della Coppa Italia, che su Amazon dalla foto non si vedeva, l'hanno messo in, non l'hanno messo in copertina, ma c'è signori miei, quindi se comprate su Amazon c'è, non vi preoccupate. Andiamo sulla parte retro della maglia. Ok, giriamo veloce ed eccola qui, la scritta Kimbo signori, rossa e bianca come la scritta Lete. Vi giro anche quell'altra maglia, eccola qui, eccola qui. Qui hanno cambiato ugualmente il font come la scritta Lete, solo che Kimbo è rimasto in rosso e la scritta Kimbo fuori, che vedete qui è bianca, l'hanno riportata in bianco qui. Bello questa scritta così, o perché Kimbo, che era già rossa, mi piace parecchio di più. Sopra abbiamo la scritta SSC Napoli, che qui era riportata così, di là c'è un'abbreviazione. Passiamo sulle maniche. Le maniche io non capisco che stile sia, acqua, tipo acqua, e qui sulla vecchia non c'era niente, c'era solo lo stemma K, che però era più bella secondo me. Poi passiamo sul modulo laterale. Sul laterale abbiamo questi scompartimenti che si intravede il bianco. Questa qui è bella, mi piace un pochino, dai, questa cosa qui che si vede sul lato, però preferivo il bordo di quest'altra maglia. Poi rigiriamola, perché vi devo dire la verità, se K avesse adottato questo stile di maglia su questa maglia nuova, che praticamente è questa qui, ok, questa maglietta qui, se tu mi riportavi questa skin, che praticamente sarebbe questa skin, me la riportavi qui e qui me lo lasciavi in bianco, forse era parecchio meglio la maglietta. Quindi in conclusione, com'è la nuova maglia del Napoli? Com'è la nuova maglia del Napoli? Non mi fa impazzire, vi devo dire la verità, l'ho comprata perché io tutti gli anni compro la maglietta del Napoli, però come detto non mi fa impazzire, preferivo quella dell'anno scorso. Ora la indosso e vediamo come va. Ci vediamo fra poco, la indosso e vi faccio vedere. Eccola qui ragazzi, la Combat Skin Pro nuova, eccola qui. Stemma Napoli, Coppa Italia, K, e poi se ve la riesco a farle vedere per intero, eccola qui. Questa è la nuova maglia del Napoli. Come detto, non mi fa impazzire, sì, c'è questa grandissima novità della scritta Lete, della scritta MSC, della Gimbal, il logo Coppa Italia, però avrei optato per la scritta in bianco, tutta bianca, completamente bianca. Non, come detto, non è che sia questa grandissima maglia come doveva essere, te l'ho detto,
questa qui dell'anno scorso, secondo me è più bella di quella di quest'anno. Le tute, che poi ci sono anche su Amazon, le trovate anche su Amazon, semmai vi lascio il link in descrizione dello store ufficiale del Napoli, non sono questa top qualità. Loro dicono è un nuovo modello, è un nuovo tessuto, è difficilmente aggrappabile, più ventilata, sì, sarà pure più ventilata, però no. La boccio? La promuovo? Sni, dai, la boccio e la promuovo, pregi e difetti, questa scritta che fa veramente cagare qui nel mezzo, questa macchia di pomodoro. Preferivo a questo punto questa qui. Signori, ci si vede in un prossimo video sul calciomercato del Napoli, ci sono grandissime novità per il Napoli, quindi rimanete aggiornati, attivate la campanellina e io vi saluto. Ciao aiuto e sempre forza Napoli!